Bella raga, ciao a tutti, il Comandone Veneziano, torniamo su NGL Biathlon, siamo in Francia, abbiamo una sprint, più 5 più 1 di gradi, siamo messi bene in classifica, possiamo spaccare. Più 5 più 1, ok, andiamo raga, veniamo da una super vittoria in sprint, Abbiamo tutte le carte in regola per poter far bene ancora. Vai raga. Lo sprint sappiamo che è un po' croce e delizia come indiana, ma veniamo appunto da un gold medal. Pop, pep, pip, go! Dai che andiamo. Nevicata francese. Abbiamo tutto per ben figurare. Ormai faccio le discese come mi avete consigliato. Guarda il cume come sta volando, signori. È già un cume devastante. Adesso i parametri sono veramente la fenomeno, ragazzi. Mo ve lo dico. Mo ve lo dico. Sono parametri importanti. Dai comandone, dai comandone. Questa nevicata francese ci può portare alla gold medal, speriamo. Stiamo tirando bene, comunque andare in discesa col boost verde è tanta roba, raga. Devo dare ragione qua a voi che siete voi grandi. Andiamo per il primo poligono. Vai Cuba. Proiezione meno 3, 2, è chiaro che non dobbiamo sbagliare. Buono, ricordiamo che abbiamo difficoltà hard, difficoltà di sparo hard. Prossimo, se vediamo che siamo fortissimi, il prossimo anno possiamo provare l'ultima, l'Insan, la difficoltà mostruosa. Però è chiaro che non lo so, perché vedo che comunque per vincere devo fare la gara perfetta, non sbagliare niente, non sbagliare uno sprint, non sbagliare un boost. Cioè è dura, non voglio neanche stressarmi, ragazzi. Qui ricordiamo difficoltà hard, difficoltà di sparo hard. Vai raga. Quest'anno stiamo lottando per il mondiale, ma non so se riusciamo a vincere la Coppa del Mondo. Il prossimo invece deve essere l'anno della consacrazione, perché è l'anno olimpico anche, signori. È il fottutissimo anno olimpico. Ovviamente abbiamo un ritmo meraviglioso. Guarda come recuperiamo in discesa, mamma come godo. Pompa qualcosa chi è Marecek sto qua. Forse è Marecek. Mamma mia come stiamo spingendo, raga. Qua abbiamo un boost della Madonna. Quanto vi ringrazio, raga. Adesso posso anche spingere perché tanto abbiamo il bonus. Ok, meno 13 di vantaggio, ragazzi. È chiaro che manca ancora gente, ma... Sì, è Marecek comunque, ovviamente è Marecek.
Raga, possiamo vincere anche questa sprint, non ho parole. Mamma come stiamo pompando. Super fantacume, signori, super fantacume. Signore, il cume comincia a far paura, eh. Il cume fa paura, signori. Abbiamo un bel vantaggio, 10 secondi su Giacomel. E Giacomel ha fatto anche un errore. Crollo di Giacomel. Una bella discesona. E siamo vicini al traguardo, ragazzi. Sarebbe bellissimo vincere ancora la sprint. La gara sfavorevole a double win. Allora, un bel vantaggio, mamma mia, che su Kaiser. Sempre 10 fottutissimi secondi. Mamma mia, se spingiamo 37, 38 orari, quasi 40, 40 orari questa discesa. Mas grandi, siamo mas grandi come. Vai, 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 abbiamo un vantaggio incredibile. 14, lo miglioriamo, lo miglioriamo. Boom! Vai, Fioi, dai che la vinciamo. Vediamo. Signori, altra vittoria e altra doppietta Italia. Signori, sto cume comincia a far paura adesso, eh. Raga, adesso cominciamo a vincerne parecchie, però io aumento la difficoltà, io me ne sbatto il cazzo di un lavoro in città. Io spruzzo rap in vena. Scusate, dopo questa pazzia partiamo. Abbiamo l'inseguimento e partiamo primi, raga, con un 0-5. Finalmente, vedo tutte le sofferenze sono ripagate adesso. Siamo forti, raga, siamo forti. E abbiamo un vantaggio di 10 secondi sul secondo. Posso permettermi anche forse 2 errori, forse. Vediamo questo inseguimento come va a finire, so solo che Veneziano è meravigliosamente primo. Cioè partire con un vantaggio di 10 secondi sul secondo, cioè... È un cume meraviglioso. Il vantaggio è anche aumentato su Giacomel. Nulla ha senso. Mamma mia che cume, mamma che cume. Mamma che cume. Ok, il primo giro è andato. 11 secondi di vantaggio del talentissimo su Giacomel e 3,17 su Kaiser Slautern. Sul signor Kaiser di nome e Slautern di cognome. Vai Fury. Boom, siamo al primo poligono, dai ragazzi. Mi sono presa un po' troppo comoda forse, ma non volevo sbagliare il primo poligono. Sicuramente ho perso 5-6 secondi qua, secondo me. Vediamo. Vediamo se ho ragione. In realtà Giacomel sbaglia, ragazzi. Giacomel sbaglia. Ma 12 si guadagniamo perché Giacomel ha sbagliato.
Mamma mia che cume, ragazzi. Mamma che cume. È chiaro che se siamo giù, se vinciamo, dobbiamo aumentare la difficoltà. Se vinciamo tante gare, perché io voglio diventare l'Hall of Famer, ma cioè, con il livello massimo possibile, o quantomeno con il mio livello limite. Non ho parole per descrivere questo cume. Stiamo massacrando la concorrenza. Ma calma, basta un errore, tutto può tornare in corsa, eh? Signore, è un cume illegale per il momento. La posso prendere anche comoda, ma sto anche sparando perfettamente. Mamma mia, il talentissimo. Questo talentissimo ci sta regalando cose incredibili. Abbiamo un vantaggio di 12 secondi su Hagrid, sul norvegese Hagrid. Per il momento gara perfetta, ma stiamo calmi. E ci diamo ancora 2-3 gare. Se vinciamo tutte le gare o quasi, aumentiamo la difficoltà. Sono dimenticato del boost. Guarda, 5 km/h più lento. No, è fondamentale, ragazzi. Mamma mia, non è che ci siete voi. In questo momento è fuga kumendiana. Andiamo al poligono. Vai. Primo errore di Veneziano. Primo errore del cume, peccato, vediamo. Se rischiamo, non penso che perdiamo la first position. Anche perché il secondo sbaglia. Quindi va bene, madonna. Godo. 11 secondi grazie all'errore comunque anche di Hagrid. Se no tornava, non dico in corsa, però... Abbiamo in mano un altro oro, ragazzi, Tutta la Francia sta ammirando un campionissimo, il Cume. Giacomel è terzo comunque. Giacomel vuole rimanere l'Hall of Famer, c'è poco da fare. Guarda, 5 km in più faccio, dai. Spingiamo a cannone, ultimo giro. Non devo sbagliare, piuttosto siamo un po' più lenti. Ok, raga, ultimo poligono. I signori, è oro, altro oro secondo consecutivo.
Mamma mia che cume. Norvegese ne sbaglia uno. Quindi doppietta Italia al 90%, incredibile. L'Italia sta diventando la regina del biathlon. L'Italia sta diventando la regina del biathlon, non ho parole. Ragazzi, forse stiamo entrando nell'era cume. Un cume impeccabile, quasi fastidioso. Stiamo distruggendo una stella devastante come Tommaso Giacomel. Il cume vuole chiudere da fenomeno. Il cume vuole chiudere da fenomeno. Il cume chiude da fenomeno. Winner, 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 winner. Signori, il talentissimo sta distruggendo la concorrenza. Adesso calma. Relax, come relax. Doppietta. Doppietta Italia. E adesso andiamo a vedere le classifiche. Allora, total score. Mamma mia, siamo primi e secondi. Certo, Giacomo era un bel vantaggio perché chiaramente se arriva primo arriva secondo, lo stronzo. Siamo terzi nella sprint, segue qua secondi. Oh. Non siamo primi da nessuna parte, però abbiamo 4 ore già, raga. Infatti nell'Hall of Fame veneziano sale. Veneziano sale anche nei podi, saliamo ragazzi. Adesso avevo una sprint in casa, meno 6, meno 10. Vogliono... eh, diciamo i tifosi vogliono una bella prestazione in casa, eh? E poi vediamo se ne vinciamo un'altra. Dobbiamo cominciare a ragionare. Oh, nebbia. Però tanto che andiamo di nebbia. Vai. Beh, madonna, non si vede niente, fioi. Nebbiona italiana. Vedete in queste condizioni. Condizioni non facili, porca miseria. Tutto il tifo è per veneziano, ovviamente. Questa è la discesona. Prendiamo i 50 all'ora. Vediamo cosa combiniamo in sta sprint. È chiaro che non devi mai sbagliare il poligono, eh. Quello è chiaro che è abbastanza scontato. Però veramente sarà difficile il poligono perché non si vede one cazzo proprio. Ecco, un po'. Siamo stati un po' troppo a uovo qua, eh. Andiamo a sparare, fioi. Non si vede nulla. Qua vediamo se il campioncino Kuma è forte anche in queste condizioni. Proiezione meno 1,9. Ah, brutto errore, brutto errore. La medaglia se ne va già. Oh, in Italia sempre sfiga, oh. Siamo terzo veneziano, deve veramente tirare fuori la prestazione della vita. Questo è il fatto che ancora sono titubante nel fare
di aumentare il livello, perché comunque con un errore già sei fottuto quasi. Solo come sta veramente spingendo. Vai comandone, spingi a fondo, spingi a fondo. Dai che nonostante l'errore siamo vicini. Chiaro che non devo sbagliare nel secondo poligono. Basta un errore, un fottutissimo errore. Stiamo recuperando un po'. Però lei è dura, lei è dura. È molto dura. Ma possiamo tirare, cazzo, errore come indiano l'ultimo giro, possiamo tirare quanto vogliamo. Proiezione più 3,8. Il podio è quasi impossibile, raga. Spariamo anche veloci, spariamo anche veloci. Vediamo se siamo riusciti a recuperare qualcosa. No. Però siamo secondi. Second place, come indiana. Classica second place. Dai! Vediamo con un errore nella sprint adesso cosa combiniamo. Chiaro che ne mancano tanti, Quindi non è che possiamo dare... Non è che abbiamo un grosso benchmark, ecco. Non abbiamo più sprint, tutto lo sprint abbiamo usato. Questa non è una buona cosa. Gara un po' disordinata qui in Italia. Sente la pressione del tifo italiano. Mamma mia che velocità. Di solito quando fai un errore nella sprint difficilmente riesci a recuperare. Dai comandone, dai comandone. Stiamo anche recuperando, ma... qua siamo anche lenti in discesa, purtroppo lo sprint non è stato buono. Non avevo neanche più sprint ormai, Ci qualifichiamo ovviamente, però... In questo caso niente. Niente medaglia purtroppo. Dai Kumete 2-1. Ai ai ai. Abbiamo perso qualcosa, arriveremo sesti, settimi secondo me. Vediamo. Quinti. Quindi con un errore sei fuori dal podio, non possiamo... Cioè vuol dire che con il livello dopo l'hard sei decimo, undicesimo, cioè non siamo ancora pronti, raga, c'è poco da fare. Peccato, però peccato. Adesso abbiamo ancora nebbia. Inseguimento, che due maroni. Proprio in Italia la nebbia. Vabbè. Brutto podio mancato, cazzo. Siamo molto indietro anche. Partiamo male qua,
Vai. Siamo quinti ma con un bel distacco ora tutti quanti. Vediamo. Siamo tutti molto distaccati. Si vede che la nebbia ha creato confusione. Giacomello che sbocca. Qua l'Hall of Fame sarà impossibile, Fiori. Perché tanto Giacomello continua a far medaglie, continua a vincere, Fiori. Questo veneziano deve fare veramente una grande rimonta se vuole addirittura puntare all'oro, eh. Sarà molto molto dura. Un nebbione insopportabile. Tanto siamo al primo poligono, dai Fiori. Giacomel, Kaiser, Botn. Sbaglia subito Giacomel, doppio errore di Giacomel, Fiori. La nebbia veramente pesante. Terzo errore di Giacomel. Errore anche di Botn. No, ne sbaglio uno anch'io, non ho visto proprio dove andavo. Ah, Kume, sei proprio una pippa però. Peccato perché aveva una bella chance di essere già terzo. Ma siamo terzi comunque, incredibile. Quanto cazzo hanno sbagliato? Hanno sbagliato di tutti, mamma mia. La nebbia. 3 errori Giacomel, 2 errori Botn, mamma mia. Veramente panico. Abbiamo Giacomel dietro il culo, eh. Abbiamo Jack dietro. I primi non ne hanno sbagliata una, per il momento. Mamma mia come corro, grande Kuma. Che nebbione, Fiori. 17 secondi di ritardo però dal primo, eh. Marecek lo vedo un po' perso però Marecek dopo un inizio strepitoso. Kaiser e Borowski al tiro. Errore di Kaiser. Errore anche di Borowski. Si sbaglia di più con la nebbia, raga. Si sbaglia di più con la nebbia. Mamma mia, il duello con Giacomel è bellissimo. Siamo a 8 secondi dalla vetta. Siamo là, raga, siamo là. L'oro è ancora possibile. E adesso inizia veramente la sfida tra i due italiani. Che bello vedere però due italiani a dominare il biathlon. Giacomella la maglia di generale di specialità. Qualcuno può superare Jack. Mi godo. Vai Comendon, vai Comendon. Ma è vicinissimo a Borowski. Stiamo recuperando a cannone su entrambi. Ok, andiamo al terzo poligono. Siamo un po' stanchi però, eh.
Kaiser sbaglia subito intanto. E anche Borowski, calma. Mamma mia, ho sparato da Dio con la nebbia. Mamma mia, come ho sparato. Anche Giacomo sbaglia. Proiezione primi. E siamo al comando, ragazzi. Siamo al comando. A pari merito con Kaiser, praticamente. Vabbè, si rimonto questa qua. Marecek sta soffrendo. Marecek ha capito che non può competere col talentissimo. Come ho sparato al quarto, al terzo. Poligono. Guarda che linea di Veneziano, che linea da discesista libero, madonna, arrivo praticamente al poligono quasi. E siamo all'ultimo lap. Adesso posso spingere perché è l'ultimo giro. Mamma mia, ho fatto un penultimo giro mostruoso. Se non sbaglio è oro. Dai. È vicino Kaiser però, eh. Very good come. Kaiser ne sbaglia 3. Kaiser è oro. Ragazzi, Kaiser ne sbaglia 3 oro probabilmente. C'è Giacomel però vicino. Giacomel dov'è? A 4 secondi. Con Giacomel a 4 secondi non si può mai stare tranquilli, eh. Kaiser è crollato con la nebbia nell'ultimo lap. Kaiser è crollato. Lo sento vicino Jack. Lo sento molto vicino Jack. Questa però è la nostra discesa. Voglio l'oro in Italia. Solo che Giacomo se non arriva primo arriva secondo, raga. Quindi la vedo un po' dura per la generale. È molto vicino Jack a 1,6, sta recuperando, siamo stanchi. Non la vedo bellissima per l'oro. Lo sento vicinissimo Jack. Prendiamoci un piccolo vantaggio. Attenzione Jack, cosa fa? Errore di Giacomel qua che vuole chiudere. Guarda Giacomel, il Cube prova all'interno, ma il Cube chiude, se ne sbatte i coglioni il Cube. Il Cube se ne sbatte i coglioni. Ma Giacomel ce la fa, Giacomel ha più sprint. Jack ce la fa. Peccato. Secondo posto, che palle. È ancora il più forte Giacomel, per poco, ma ancora il più forte. Per un secondo, Dio santo. Per un fottutissimo secondo. E nella staffetta voglio provare la difficoltà massima. Insane. Vediamo. Proviamo. Allora. Boh. Tanto la staffetta si può provare un po' più semplice. Che mi ha ciavato una bella vittoria Giacomel, maledetto. Però alta doppietta italiana, veramente siamo Italia, regina del biathlon, fiore.
Doppio errore di Giacomelli, triplo errore. Mamma mia. Ma adesso sbaglia quel coglione di Giacomelli. Così non aveva voglia di fare la staffetta il deficiente. Te a sbagliare prima, no, con me, vaffanculo. Vabbè. Giacomelli disastroso. 11esimo Giacomelli, ma 24 secondi, cioè. Adesso deve pompare tanto. Se devo fare un grande lavoro anch'io. Vai, parte il come ottavo. Vediamo difficoltà insane. Proviamo questa difficoltà, siamo forti, ce la possiamo permettere, vediamo. Abbiamo 22 secondi di ritardo dalla vetta. Vai. Dobbiamo spingere come dei disperati, cazzo. Il Kume sta cercando di recuperare, ma non è fame. Da bottom è impossibile. Andiamo a recuperare qualcosa, però poi le donne, insomma, sappiamo che fanno fatica, giustamente. Com'è il disastro proprio. Vediamo se le difficoltà il tiro aumenta ancora. Speriamo che no, perché... Dai. Vediamo se riusciamo a rimontare un po', ma non sbaglia nessuno davanti, incredibile, no? Purtroppo ci ha lasciato una brutta eredità, Jack. Distacco abissale in questa staffetta. Intanto tutti gli altri sono più vicini, è il primo che è in fuga, però cioè, sono troppo distanti. Ci sta provando comunque talentissimo. Difficoltà insane proprio. Che bello. Stiamo recuperando poco però, eh. Si vede che la difficoltà è importante. Vai Comendon. Vediamo cosa riusciamo a combinare. Sicuramente abbiamo recuperato un po', però diamo alle donne veramente una bella gatta da pelare. Un gran cume, un gran cume. Un gran cume il poligono. Recuperiamo una posizione, ma non basta, non basta, ormai il distacco è troppo elevato. Giacomel ci ha lasciato una roba di una disperazione proprio, non mi ha capito le cagate giacomeliane. Vabbè.
come sta tentando il tutto per tutto, però forse la difficoltà insane, perché è tutto un po' insane, mi sembra un po' troppo dura, perché non ho recuperato quasi niente neanche dagli altri, vuol dire che è veramente una difficoltà mostruosa. Sta dando tutto veneziano. Però ormai l'è andata. Lascia al settimo posto, ma non potevo fare di più. Sinceramente. Vai Vittozzi. Adesso dai, facciamo un'altra, proviamo una, diciamo, non staffetta per capire se la difficoltà è fattibile o meno. La vedo difficile, però. Grande Vittozzi. Qua sicuramente recupera. Però la medaglia è francamente impossibile. Troppi secondi, poverine. E guarda come spara la Vit. Mamma quanto sta recuperando la Vit. Grandissima Vittozzi. Però siamo ottavi e perdiamo addirittura una posizione. Pazzesco. Nonostante il grande recupero, c'è la Carrara che di solito non ci... insomma, ha fatto un po' di cagate. Però vediamo, magari ci sorprende in positivo. Il poligono purtroppo, male. Male il poligono. Sempre settimi. Peccato, brutte staffette, cacchio. Sesto, dai, sesto posto, almeno per chiudere in maniera un po' più dignitosa, ecco. Tanto la Norvegia è probabile. Dai che forse arriviamo quinti, dai quinti. Dai quinti. Ma c'è la cicchia. Dai, sesti, peccato. Peccato. Vabbè. Purtroppo è stato Giacomel che ha cappellato come un disperato. Ah, cazzo. Vabbè. No, un'altra staffetta, che palle. Vabbè. Proviamo la seconda staffetta, meno 11, meno 15. Chiudiamo così allora. Vediamo. Tanto cerchiamo di prendere la medaglia, ovviamente. Anche se non conta per il Hall of Fame. Però sì, questi campionati del mondo in Austria, sì, voglio capire questo livello insane, però, o insane, lascio sempre quella scelta, perché non ho recuperato un cacchio neanche dal sesto, quinto e quarto, Ti prego Vittozzi, spara bene. Va bene, dai. Siamo ottavi però, mamma mia. Un attimo vedere i parametri delle donne, però, perché a livello femminile non siamo messi benissimo, Grande qua Vittozzi, però è fortissimo lo sparo, Al poligono è una bestia. Un po' meno con gli sci. Siamo quinti.
Vabbè, guarda quanto perde, madonna, quanto perde sugli sci, che cazzo. Vai Carrara, ti prego. Forse lei è un po' meglio con gli sci, ma più scarsa al poligono. Siamo indietro però. Questi mondiali austriaci. No, no, Carrara, porca trota. Niente, ste staffette fermo cagare. Male, male, male. Sempre ottavi a 34 secondi. Adesso vediamo se tocca a Giacomello a Veneziano, sono curioso. Ah, sono l'ultimo addirittura, madonna, mi reputano veramente il fenomeno ormai. Dai Jack, per piacere. Norvegia show comunque. Niente, Jack non è pulito. Jack non è pulito purtroppo. Sta avvicinando un po', ma siamo lontanissimi. 19 secondi dal podio. Qua più veloce Jack. 7 place, ma 10 secondi dal podio. Dai Jack, bravo, bravo. Questa è la prima gara dei mondiali austriaci. Vai. Vai Kume, vai Kume, vai Kume. Siamo sesti, ma possiamo rimontare. Il podio non è più così lontano, raga, eh. Jack ha fatto una gran cosa, bravo Jack. Siamo tutti abbastanza là, eh. Vediamo a questo livello di difficoltà se riusciamo a fare l'impresa. Il podio è possibile, il podio è possibile. Button ne sbaglia addirittura una Button. Incredibile Button. Mamma mia, un errore. Ah no, Dio. Non mi ricordo mai che Abu era. Ho perso tutto. No! Che stupido che sono. Persa qualsiasi chance di medaglia. Peccato. Anche nelle staffette non mi piacciono perché non fanno ranking. Cioè io voglio il ranking dell'Hall of Fame. Cioè è possibile che vinco una medaglia d'oro per dire in staffetta non viene conteggiata. È una stronzata secondo me. È l'unica pecca di un gioco devastante. Dai.
come ho fatto a sbagliare? Non ricordarmi di caricare. Proprio errori come indiani, errori su errori. Ma si staffette male, male, male. Sono anche veloce, non potevo fare altrimenti, ma ahimè non sbaglia nessuno. Se riusciamo almeno a fare il sesto posto. Peccato. Peccato perché, cioè, non capisco le donne, non sono, nella realtà hanno fatto medaglie, medaglie, qua fanno fatica. Hanno cominciato bene i primi anni, ma sono in calo e forse non abbiamo ricambi. Questi mondiali non partono di certo bene per l'Italy. Ci prova il Kuma a spingere. Ma non basta. 7th place. Che brutta gara. Che brutta gara, raga. Vabbè. Vabbè, raga, chiudiamo qua per oggi e proviamo i mondiali a livello insano, eh? Sì, 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 sì. Raga, un saluto dal comandone veneziano, ci becchiamo. Lo score è buono, però Giacomelli sembra ancora di un altro pianeta. Raga, alla prossima. Ciao!